Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Processo Open Arms, la procura chiede 6 anni di carcere per Matteo Salvini, è accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Si allunga la lista degli incidenti mortali sull'A18, all'altezza di Taormina ha perso la vita un 52enne. Nell'autostrada che collega Messina a Catania mancano gli autovelox e ci sono tante deviazioni. Disagi alle Eolie, a Stromboli ripresa l'attività vulcanica, lunghi distacchi di energia elettrica a Ginostre e Alicudi e forti raffiche di vento sferzano le isole. Rogo alla Timpa di Acireale, nel Catanese, l'incendio quasi certamente di natura dolosa. Il sindaco Barbagallo inasprire le pene per chi commette reati così gravi. Piano strategico per rilanciare il lungomare a Catania con 57 milioni di fondi europei. Osservata speciale anche la viabilità. Agrigento in ospedale c'è la Victory Bell, la campana che suona ad ogni positivo traguardo sulla lotta al cancro. Primo scampanio per un paziente guarito da un tumore. Qui in Barcellona Opera Rock a Taormina, applausi al Teatro Antico per un concerto vibrante che nella fusione tra lirica e rock ha celebrato Freddie Mercury. Bentrovati, in apertura il processo Open Arms di Palermo. Il PM ha chiesto 6 anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito 5 anni fa lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa. Il blocco dei migranti in mare fu sequestro di persona, accusa la procura, mentre il legale del vice premier dice quadro non corrispondente alla realtà. Sentiamo Marco Gullà. 6 anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito 5 anni fa lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa. A richiederlo il PM a conclusione della lunga requisitoria che si è tenuta nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. La richiesta della pena riguarda entrambi i reati che vengono contestati a Salvini, che, come lui stesso ha dichiarato, rischiava fino a 15 anni di reclusione. Iter criminoso non concedere il porto sicuro ai migranti, accusa la procura. Il POS doveva essere rilasciato senza indugi e subito. Il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo. Dura la replica del legale di Salvini, Giulia Bongiorno, da PM, quadro non corrispondente alla realtà. Sono stati saltati una serie di passaggi decisivi, perché ad esempio si è detto che alla fine le decisioni di ritardare lo sbarco dopo la ridistribuzione erano esclusivamente di Salvini, e così non è, perché se vi andate a vedere le dichiarazioni pubbliche degli altri ministri, che sono stati pur citati, tutti i ministri rivendicavano orgogliosamente i respingimenti, quindi c'è chi parlava di prima fare la ridistribuzione e poi lo sbarco, guardatevi i post, insomma è stato tratteggiato un quadro non corrispondente alla realtà. La persona in mare è da salvare ed è irrilevante la sua classificazione, migrante, componente di un equipaggio passeggero, hanno sottolineato i PM durante la requisitoria. Rifarei tutto, la difesa dei confini dai clandestini non è reato, avanti tutta, senza paura, ha invece commentato sui social Matteo Salvini, oggi assente in aula ma che tornerà a Palermo a metà ottobre. Ancora un incidente mortale sulla A18 all'altezza di Taormina, perde la vita un uomo di 52 anni, soltanto l'ultimo di un lungo elenco su un'autostrada che nel corso degli ultimi mesi ha visto tanti incidenti. Francesco Triolo. L'ultimo incidente la notte scorsa, poco prima delle 2, nel tratto dell'autostrada 18 Messina-Catania che attraversa il territorio di Trappitello. La vittima, un uomo di 52 anni, Alessandro Bisazza, residente a Spadafora, che era alla guida di un SUV, un Fiat Fremont. Forse per un malore potrebbe aver perso il controllo dell'auto, che ha invaso anche la carreggiata opposta prima di schiantarsi violentemente contro il guardrail. È soltanto l'ultimo di diversi incidenti mortali avvenuti solo negli ultimi mesi. Un elenco lungo, da Bruno Arena, il 40enne morto nello scontro tra la sua moto ed un'auto, a Carmelo Iannino, deceduto dopo lo scontro con una galleria all'altezza dei Letoiani il 15 luglio, sino a Salvatore Papa, 46enne, morto il 9 giugno a bordo della sua Skoda. Un elenco che si allungherebbe di molto andando ancora a ritroso solo nel 2024 e che lascia intuire la pericolosità dell'autostrada Messina-Catania, dove non c'è alcun autovelox fisso che potrebbe servire da deterrente per l'alta velocità, oppure controlli serrati sulle condizioni del manto stradale, sui mezzi e sugli automobilisti. Insomma, basta effettuare anche solo una volta
il tratto tra Messina e Catania per rendersi conto di quante interruzioni, cambi di corsie e carreggiate devono affrontare le auto in transito. Trovato il corpo di Antonino D'Amico, il giovane di 22 anni di Partinico, disperso in mare a Terrasini da 3 giorni. Il giovane, che lavorava in una pizzeria, è stato risucchiato mercoledì scorso da un'onda mentre si trovava sugli scogli in una caletta in contrada Paternella. Diversi disagi alle isole Eolie per una serie di eventi, il maltempo con forte vento, un blackout di alcune ore di energia elettrica e l'attività vulcanica ripresa a Stromboli. Grande preoccupazione tra gli abitanti che ancora vivono il dramma della frana di fango e pietre dopo l'incendio divampato durante le riprese di una fiction Rai. Simona Mazzone. Le tanto gettonate isole Eolie, ambita meta di turisti, soprattutto nella stagione estiva, stanno vivendo nelle ultime ore momenti di tensione da quando sono state travolte da una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova gli abitanti. C'è lo Stromboli che nella notte ha intensificato l'attività anche attraverso l'emissione di un considerevole flusso lavico, confinato nella parte alta della sciara del fuoco. A questo si aggiunge il maltempo che si è abbattuto al sud, con vento forte che alle Eolie ha provocato una vera tempesta con i suoi 40 km/h e mareggiate che hanno costretto le isole al quasi isolamento. Ma i disagi non sono terminati perché Ginostra e Alicudi sono rimasti al buio rispettivamente per 36 e 32 ore. Dopo oltre un giorno di forti disagi per residenti e turisti senza energia elettrica e con i telefonini fuori uso, i tecnici Enel sono arrivati per il ripristino della normale erogazione a Ginostra con un elicottero privato e ad Alicudi con una corsa straordinaria della nave di Caronte Tourist. Il ritorno alla normalità non placa certo la rabbia delle due piccole comunità che, oltre a lamentare considerevoli danni dovuti alla perdita delle derrate alimentari necessarie di refrigerazione, temono che il disservizio, come già accaduto, possa ripetersi durante l'inverno. Resta in piedi anche il dramma delle aree colpite dall'incendio durante le riprese di una fiction Rai nel maggio 2022 che ha causato più volte colate di fango e pietre. Nonostante finanziamenti stanziati, i vincoli imposti dalla riserva naturale orientata non hanno consentito di mettere in sicurezza le zone colpite. Proteste da parte di Federalberghi Isole Eolie contrarie alla messa in onda di quella fiction e che nel processo penale si è costituita parte civile. L'udienza si terrà il prossimo 28 novembre. Notte di fuoco ad Acireale per un vasto incendio alla Timpa, evacuate 6 persone. Il sindaco Barbagallo punta il dito contro i piromani e dice: non so cosa spinga l'essere umano a creare un danno simile. Sentiamo Angelo Gagliano. 6 persone evacuate, ore ed ore di lavoro, 5 squadre di pompieri inviate dai distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini, supportate da alcune autobotte di rincalzo inviate dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. L'incendio alla Timpa di Acireale, alimentato dal forte vento di scirocco, ha fatto temere il peggio, tenendo con il fiato sospeso soccorritori e residenti della frazione di Santa Maria delle Grazie. A bruciare è stata una zona estesa, ricca di macchia mediterranea e vegetazione con lingue di fuoco che dalla collina arrivavano quasi al mare, illuminando la notte accese. Per fortuna la zona non era particolarmente abitata, ma il terreno a strapiombo ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento. Indagini sono in corso per risalire alla natura del rogo, anche se il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, sembra non avere dubbi. Non so cosa spinga l'essere umano a creare un danno simile, spiega il primo cittadino acese, ma occorre un intervento legislativo che preveda un inasprimento delle pene per chi commette reati così gravi. È disarmante che dopo una stagione estiva in cui abbiamo fatto di tutto per prevenire il rischio incendi con interventi mirati, avvengono episodi simili. Per domare l'incendio alla Timpa sono stati impiegati vigili del fuoco, guardia forestale, polizia locale e carabinieri. Omaima Zawali, la giovane studentessa vittoriese vittima di gravi ustioni nell'incendio appiccato il 13 giugno scorso dal fratello che adesso si trova in carcere a Ragusa, si è diplomata. Per lei la preside del liceo Mazzini di Vittoria, Emma Barrera, ha chiesto e ottenuto una seduta straordinaria d'esame in quanto Omaima a giugno non li aveva potuti sostenere perché ricoverata in terapia intensiva nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Saranno i concessionari di altre tratte di collegamento a coprire le corse che AS non riesce a garantire per portare i ragazzi e i comuni minori a scuola. È la soluzione individuata dalla Regione in aggiunta ai 30 bus in affitto per sostituire i mezzi guasti, ma sulla scelta impazza la polemica. Manlio Viola.
L'AST non riesce a coprire le corse per portare i ragazzi dei comuni minori a scuola nei paesi limitrofi o verso il capoluogo e adesso dovranno farlo obbligatoriamente i privati già concessionari di altri servizi di trasporto su gomma. La regione siciliana ha deciso di attivare il cosiddetto quinto d'obbligo, ovvero la clausola esistente in tutti i contratti pubblici che obbliga il concessionario a mettere a disposizione servizi, pagati comunque a parte, fino a un massimo di un quinto dell'importo totale della commessa. Non una facoltà, ma un obbligo contrattuale dunque. Dopo la protesta dei sindaci di 60 comuni, 15 dei quali nel palermitano, ieri l'AST si era già impegnata davanti al prefetto di Palermo ad affittare 30 autobus sostitutivi dei mezzi guasti e ripristinare il servizio gradualmente entro una decina di giorni. Ma la soluzione era provvisoria. Ieri il vertice della regione ha varato in serata la nuova soluzione. L'AST sta predisponendo adesso l'elenco delle corse che non può garantire e l'assessorato assegnerà queste corse ad altri concessionari. Anche questa è comunque una soluzione tampone, ma già impazza la polemica. Il ricorso ai privati era quel che temevamo, dice Giuseppe Lombardo di Sud Chiama Nord, ma dalla regione replicano che non si tratta di privati in senso stretto, ma di soggetti già concessionari e intanto i sindaci restano a guardare l'effetto che fa, sperando che quella che sia la soluzione funzioni davvero, visto che i disagi riguardano 7.000 famiglie e 60 diversi comuni. Dopo l'ulteriore razionamento dell'acqua che a Enna sarà erogata ogni 6 giorni, esplode la protesta dei cittadini che si sono radunati davanti alla sede di Acqua Enna, la società che gestisce il servizio idrico, e hanno strappato le bollette. L'appello alla protesta era scattato ieri sui social. Il dissenso monta anche perché l'acqua in provincia di Enna è una delle più care d'Italia e i cittadini continuano a pagare in bolletta partite pregresse molto salate. E adesso andiamo a Catania, piano strategico per rilanciare il lungomare. Oltre 57 milioni di euro serviranno per rigenerare il tratto da Piazza Mancini Battaglia a Piazza Europa, osservata speciale anche la viabilità. Tonino De Mana. Un piano strategico per rilanciare il lungomare per creare un'alternativa viaria allo stesso lungomare. Catania accelera sul fronte della rigenerazione urbana con un investimento globale di 57 milioni di euro. Interventi che serviranno a cambiare volto al litorale che va da Piazza Mancini Battaglia a Piazza Europa, includendo i borghi marinari di Ognina e San Giovanni di Cuti. Osservata speciale la viabilità con il potenziamento dell'asse tra via Barraco, Rotolo e viale Alcide De Gasperi. Di fondamentale importanza sarà la realizzazione di un'altra carreggiata in via Barraco che si allaccerà alla circonvallazione e che dovrebbe ridurre il traffico in piazza Mancini Battaglia. Si sta lavorando per completare tutta la via Barraco anche nel senso di marcia opposto, sono tante le auto che passano oggi qui da via Barraco, quindi con un risparmio di tempo non indifferente, via Barraco che poi arriverà al viale Alcide De Gasperi, e nel progetto c'è anche la possibilità di collegare questo parcheggio molto grande oggi inutilizzato con Piazza Mancini Battaglia con il borgo di Ognina. Dal parcheggio della stazione ferroviaria di Ognina sarà possibile in pochi minuti raggiungere il lungomare, che naturalmente cambierà look. Nella strategia che vede l'alternativa al lungomare in termini di viabilità e lo stesso lungomare, naturalmente c'è una sorta di conquista del lungomare che è tra i più belli d'Italia. Il concorso di progettazione già indetto, quindi a breve noi avremo i vincitori che si contenderanno il progetto, prevede la rigenerazione, la riqualificazione del tratto che parte da Piazza Mancini Battaglia fino a Piazza Nettuno, ovviamente una rigenerazione smart che potrà anche prevedere l'abbattimento del ponte, ma questo ovviamente ce lo diranno i progettisti. Toccherà al pool di professionisti fornire le idee giuste per concretizzare i progetti. Al reparto di radioterapia dell'ospedale di Agrigento installata la campana della vittoria, la Victory Bell, per annunciare ogni vittoria raggiunta sulla lotta al cancro, e ha subito suonato per la guarigione di un ex paziente. Davide Sardo. Le campane sono a festa anche all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La Victory Bell, dall'inglese campana della vittoria, è frutto della tradizione britannica e i suoi rintocchi celebrano la conclusione positiva dei trattamenti salvavita. Primo squillo, la sconfitta del male. Secondo squillo, la cura, la terapia che viene sconfitta. Terzo, Nike, la vittoria. Si ritorna a una nuova vita.
A dotarsi della campana della gioia e del conforto è l'unità operativa complessa di radioterapia diretta dal dottor Michele Bono. Noi abbiamo bisogno di raccontare delle storie, delle belle storie in questi ambienti dove c'è tanta difficoltà ad affrontare il percorso oncologico, ma allo stesso tempo di avere tanta speranza. Appena installata è stata inaugurata con il corredo di una targa celebrativa nel corso di un'apposita cerimonia. Adesso suonerà per testimoniare la vittoria sul male, il lieto fine di una faticosa battaglia, aggrappati alla vita. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Sarà un vertice di maggioranza già convocato per venerdì prossimo a stabilire come la maggioranza regionale di governo procederà in questi 3 anni a venire. Dopo le tensioni fra i partiti del centrodestra, Schifani intende mettere tutti intorno a un tavolo. Manlio Viola. Un vertice di maggioranza durante il quale i responsabili dei partiti si guardino in faccia e affrontino tutti insieme i motivi di tensione fra gli stessi partiti del centrodestra scaturiti nei primi 2 anni di governo della regione che si sono intensificati negli ultimi mesi. Il presidente Renato Schifani ha deciso di accogliere la sollecitazione arrivata dagli autonomisti di Raffaele Lombardo, ma non soltanto da loro. Mentre MPA ha chiesto pubblicamente un confronto, gli altri partiti lo chiedevano già da tempo, in forma però privata. Un vertice dunque che sia un modo per chiarire e stabilire le priorità per andare avanti, ma che arriva a 24 ore dal G7 di Siracusa, che porterà in Sicilia anche la premier Giorgia Meloni. I temi sono quelli noti, si parlerà di sanità e di nomine, di bilancio di previsione, di fondi comunitari, delle emergenze della Sicilia che vanno dalla siccità ai trasporti e soprattutto di equilibri interni. In attesa dell'incontro, ai leader sono arrivate le regole di ingaggio. Al vertice sono invitati nel primo pomeriggio di venerdì i segretari dei partiti che compongono la maggioranza e i presidenti dei gruppi parlamentari all'Ars della coalizione. Non è esclusa però la partecipazione dei leader di partito, non invitati in senso stretto ma ai quali la riunione è aperta. E almeno i leader dei partiti siciliani, come gli ex presidenti della regione Lombardo e Cuffaro, è probabile che ci siano. Parliamo di spettacoli. Queen Barcelona Opera Rock, un'esperienza unica per gli appassionati di musica al Teatro Antico di Taormina. La soprano Desiree Rancatore e il rocker Magnus, un connubio perfetto che ha incantato il pubblico. Desiree Ferlito. La straordinaria voce del soprano di fama internazionale Desiree Rancatore, insieme a quella potente del rocker svedese Magnus, è stato un connubio perfetto per incantare il pubblico al Teatro Antico di Taormina in Queen Barcelona Opera Rock. Il concerto è pensato per celebrare l'album capolavoro Barcelona, realizzato da Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Essendo lui un melomane, un grandissimo amante dell'opera e adorando questa grande cantante, scrisse questi duetti pop lirici pensando proprio a lei. Duetti moderni, duetti che però subiscono l'influenza ovviamente dell'opera, ma che hanno la grinta ovviamente del rock di Freddie Mercury. Ha cantato e ballato il pubblico sulle note dei Queen. Una parte del concerto è dedicata alle hit della band britannica, eseguite da un'orchestra siciliana tutta al femminile, la Women Orchestra, per l'occasione diretta dal maestro Molinelli. Uno spettacolo che è diventato un'esperienza unica per gli appassionati di musica, dove la fusione tra rock e lirica ha regalato una performance di grandissimo impatto. Breve pausa e poi il calcio.
Anticipo di Serie C, pareggio a reti inviolate per il Trapani che non va oltre lo 0-0 sul campo del Taranto. Lescano fallisce un rigore e poi i Granata non riescono a sfondare. Franco Cammarasana. Partita con una squadra sempre all'attacco e l'altra sempre a difendersi. E così finisce senza vincitori né vinti l'anticipo di ieri sera fra Taranto e Trapani. Gli assalti Granata si sono infranti sistematicamente nella barriera Francifrutti che Carmine Gautieri ha eretto a difesa del portiere del Favero, il migliore dei suoi. Al contrario del collega Seculin che ha assistito alla partita da spettatore non pagante. Un privilegiato perché tutti gli altri spettatori, i tifosi, erano fuori dallo Iacovone con i cancelli chiusi a causa della squalifica del terreno di gioco pugliese. Il primo squillo della partita all'8° con un diagonale di Canotè che ha scaldato le mani a Del Favero. Poteva prendere una piega diversa la gara se al 27° Fagundo Lescano non si fosse fatto ipnotizzare dal portiere che ha respinto, aiutato dalla traversa, un calcio di rigore concesso al Trapani per una deviazione con un braccio di Shibà. Il pericolo scampato ha dato coraggio al Taranto e spento via via la lucidità al Trapani che costantemente all'attacco ha avuto comunque delle ottime opportunità, ma imprecisione al tiro e le parate di Del Favero hanno inchiodato la partita sullo 0-0. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.